Siamo tornati a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, perché oggi c'è Consiglio regionale, quindi siamo tornati quasi dopo 3 mesi di assenza causa coronavirus. Ci siamo tutti, manca il nostro Presidente della Regione, che oggi ha detto che per le persone senza mascherina li aspettiamo fuori dagli ospedali, perché così non va, perché effettivamente se non porti la mascherina cadono tutte quelle prevenzioni utili alla trasmissione del contagio. Quello che vorrei dire al nostro Presidente a questo punto è che aspetti fuori dal municipio di Treviso il sindaco di Treviso Conte, che invece ha detto alla Polizia Municipale: tolleranza, non facciamo le multe, perché i nostri cittadini si sapranno regolare da soli. Quindi delle due l'una, un sistema o l'altro. Quando ci sono le sanzioni, i cittadini, che non sono tutti sensibili allo stesso modo, sanno che devono rispettare la legge, perché altrimenti, se non la rispetta, rischiano. E quindi i buoni consigli e le pacche sulle spalle o le minacce di aspettarle addirittura fuori dagli ospedali sono messaggi contrastanti, che fanno solo confusione e che portano a questo, al caos. Quindi invito il nostro Presidente di Regione a sentire presto il Sindaco di Treviso e a mettersi d'accordo su quella che è la linea giusta e corretta da attuare, affinché ci sia una garanzia del rispetto delle norme igieniche per evitare ulteriori focolai e il contagio di questo maledetto virus.